Presentata oggi in Commissione una modifica del Statuto di Veneto Sviluppo che ricorda una società partecipata dalla Regione Veneto al 51%, di altre soci, banchi principalmente, al 49%. È stata l'occasione per illustrare l'attività di Veneto Sviluppo che, ricordo, gestisce quasi 650 milioni di euro pubblici a favore delle imprese su diversi strumenti come fondo di investimenti, fondo di rotazione e altri. Questo ci ha dato la possibilità di ricordare l'importanza di questo strumento e anche dell'esigenza di ammodernare alcuni strumenti perché oramai obsoleti, perché funzionavano bene nella situazione pre-crisi. Oggi, visto che c'è una ripresa dell'attività economica, abbiamo bisogno di ammodernare anche gli strumenti che sostengono le nostre imprese. Abbiamo sostenuto le modifiche dello Statuto di Veneto Sviluppo proprio per ammodernare la società e consentirgli di raggiungere gli obiettivi che sono le sfide attuali nell'ambito del credito, della partecipazione e degli aspetti del fondo di rotazione e di garanzia. Abbiamo invece votato contro e manifestiamo tutta la nostra contrarietà ai cosiddetti debiti fuori bilancio. Continuano ad arrivare numerosi debiti fuori bilancio e a volte ci chiediamo come mai stia succedendo questo. È vero che con la legge 118 adesso c'è la necessità di un intervento legislativo, ma questo è un segnale di come si sia gestito per alcuni anni e in alcuni casi in maniera inappropriata, senza cercare di coprire con degli accantonamenti, con delle operazioni virtuose, delle spese che sicuramente si sapeva sarebbero venute a galla.